Ciao a tutti, eccoci qua, siamo arrivati al lago di Nis, con le montagne imponenti sopra di noi, bellissima vista, guardate che bello, guardate che roba, guarda quanti pesci, qua si vedono. Tanti pesciolini. Allora, c'è sole, però è freschino. Sono circa 17 gradi in questo momento qua. Pensavamo che farà più caldo, visto che siamo a giugno. Però insomma dai, vedremo dopo. Ci copriamo in qualche maniera. E raccogliete sempre la cacca dei vostri cani per non rovinare la giornata agli altri. Bella. Andiamo ai cadini. Si paga l'entrata 2 euro adulti a persona e i bambini non pagano. È simbolico, non è tanto, speriamo che lo investono per migliorare il posto. Allora, per arrivare ai cadini praticamente il percorso è così: si va su, si sale, poi dicono che c'è un giro, ecco qua la mappa, vi faccio vedere adesso. Dicono che c'è un giro di circa mezz'oretta. Il primo, quello semplice che possono fare tutti, eccolo qua, quello basso diciamo è questo qua, qui si passa su un ponte di legno, invece questo dicono che è molto più pesante, soprattutto per i bambini è più difficile. Wow, guardate che roba, guardate che acqua, sembra una piscina e di qua la cascata. Molto bello, guardate che roba ragazzi, guardate qua dove vi ho portato, meraviglioso, solo vedere questo vi dico che ne vale la pena. Allora, quando praticamente siete entrati e arrivati ai primi cadini, dovete passare il ponte che è davanti a voi per fare il giro più facile, diciamo. Invece andando a sinistra vi trovate nel percorso molto più difficile, non adatto ai bambini secondo me. Dicono che i posti sopra sono bellissimi, ma credo anche qua. Perciò noi ci accontentiamo di questo adesso. E ricordatevi, c'è il divieto di balneazione. L'acqua è fantastica. Vediamo, è freddissima. Però ragazzi, è meraviglioso, meraviglioso. Non so se riuscite a percepire la meraviglia attraverso il video, però ve lo consiglio vivamente. Guardate ragazzi qua, giù il ponte e là in fondo c'è il fiume Nis, torrente Nis, dovrebbe essere torrente, e sopra le montagne, guardate che roba. Un posto
spettacolare. La prima cosa che farà la mia cagnolina quando è vicino all'acqua ci entra sempre. Guardate ragazzi, guardate. E poi ditemi che noi portano nei posti spettacolari. Qua invece siamo scesi al fiume torrente Miss, acqua limpida. Guardate, è bello, con le montagne alte. Vieni. Guardate questa qua, adora l'acqua. E siamo tornati al parcheggio, andiamo a vedere la cascata della Sofia. Guardate che bello. Qua sotto c'è il percorso. Ci manca sole, però è molto bello. Allora eccoci qua, siamo tornati qualche chilometro indietro, c'è tantissimo parcheggio. Tanto verde, persone che si rilassano. Qua invece c'è un parco giochi, dei tavoli in ex bar, anche di qua. Un po' di spazio soprattutto per i bambini, per rilassarsi un pochino. Poi dopo faremo un sentiero, qua dovrebbe essere circa un'ora e mezza. Andremo a scoprirlo insieme perché l'ho visto solo sulla mappa. Ecco qua comincia il sentiero, torrente Falcina. La mappa è praticamente questo qua verde, questo qua. In realtà ho sbagliato, non è inizio del sentiero lì, ma bisogna passare il ponte e poi è di là. Vezi mu koga helper. Quello lì vuole dire. Sì. Stiamo andando verso su alto, poi dopo in teoria passeremo dall'altra parte e torneremo giù vicino al parco. Qua è protetto un pochino, comunque è abbastanza in salita, parte quell'albero di prima, il resto è abbastanza scorrevole.
Eccoci finalmente al fiume per passare dall'altra parte. Noi l'abbiamo fatto al contrario praticamente, non si capiva subito dove bisognava andare, però qua ci sono tutti sassi grandi, perciò in qualche maniera si passa. Ci siete? No, solo andiamo stabili. Avete anche una doppia al contenuto di fatto. Le nuvole non sono più così minacciose, però insomma meglio andare. Più di 60%. Una volta passato il fiume e un piccolo bosco, arrivate ai scalini e dovete andare su, 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 su e ancora più su. Ecco, sono tutti stanchi e di nuovo siamo molto alto, non si riesce a vedere bene, ma il fiume è giù e noi andiamo avanti. Allora, ce la fate voi? Siamo arrivati in cima, ragazzi, guardate laggiù la cascata, quanto è lontana, non si vede niente. Ora discesa, vai Mimi, andiamo giù. Abbiamo avvistato l'ago. Significa che siamo vicini, eccola là. Ce l'abbiamo fatta, i piedi sono asciutti, però comincia a piovere più forte. Anche stavolta piove, mamma mia, sto tempo che non è stabile neanche un po'. Da noi piove poco, però di là mi sa che piove molto di più. Però siamo vicini, dai, guarda, l'ago è qua. Sempre più vicini. Laggiù c'è il ponte che avevamo superato per prendere il sentiero. Ha smesso anche di piovere, si vede giù il parco da dove siamo partiti, la vista molto bella, bellissimo. Eccolo, ponte, inizio del sentiero. Laggiù siamo stati. Giro quasi finito e finalmente siamo giù, siamo arrivati, missione compiuta. Devo dire che è stata un'avventura veramente molto bella.
Di positivo certamente i cadini del Brentone che sono spettacolari. Lago di Mischia offre dei panorami mozzafiato. Poi il sentiero che abbiamo fatto è impegnativo, però è molto divertente. Di negativo il fatto che non si può fare giro del lago a piedi e come in tanti altri posti mancano i cestini per i rifiuti. Comunque in tutto vi consiglio questa gita, credo che vi divertirete e che vedrete tante belle cose. Se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, qua sotto c'è scritto iscriviti, schiacciate lì sopra, premete anche la campanellina che vi arrivano tutte le notifiche e ci vediamo al prossimo video.